Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi parliamo della giornata dedicata alla prevenzione dei tumori al collo. La giornata è prevista per il 23 novembre. A tal proposito abbiamo con noi in studio il dottor Cesare Miani, che è direttore della struttura operativa complessa di otorino-laringoiatria agli ospedali di San Daniele di Tolmezzo. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Per parlarci di questa giornata, una giornata importante perché è importante fare prevenzione, è importante fare prevenzioni per qualsiasi cosa, per ogni patologia, però in questo caso ha un significato ulteriore perché difficilmente si riesce a diagnosticare una patologia particolare, soprattutto se riguarda il collo. Dico bene, così come apertura in soldoni per far capire ai nostri telespettatori perché è importante un controllo anche in questo senso. Innanzitutto un saluto a tutti, un ringraziamento per questo invito a Telefriuli per portare a sensibilizzare la popolazione su questo importante argomento. Questo argomento è stato voluto con forza dal presidente della nostra società, che è la Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, per una sensibilizzazione delle problematiche relative alle patologie del collo e in particolare all'insorgenza di tumori, che in generale si intende per tumori delle tumefazioni, la comparsa di una tumefazione di una massa nel collo, che può essere molto importante perché può sottostare una patologia anche grave e quindi è necessario che la popolazione sia sensibilizzata, le persone sappiano che quando trovano o si sentono, si palpano una massa, un linfonodo, una ghiandola nel collo, devono rivolgersi a uno specialista per una valutazione. Ecco, quindi anche capire quali sono le patologie che si possono nascondere dietro a questa tumefazione, e sono tante le patologie. Certamente, le patologie sono molte, sono patologie, diciamo per la stragrande maggioranza dei casi, patologie che si sviluppano nei territori di esclusiva competenza dell'otorinoringoiatria, quindi diciamo le regioni testa e collo, quindi a partire dai seni paranasali in giù fino alle regioni tiroidee, laringee e l'inizio della trachea. Si tratta di patologie, diciamo nella stragrande maggioranza dei casi per fortuna relativamente benigne. Quindi iniziamo dalle forme infiammatorie più semplici, che sono le semplici adenopatie, adeniti, cioè infiammazioni dei linfonodi del collo che compaiono in corso di tonsilliti o malattie anche sistemiche come la malattia del graffio di gatto, la bartonellose, la malattia di Lyme, quelle da zecche, eccetera. Possono trovarsi alcune situazioni legate a forme di anomalie congenite, quindi la presenza di cisti che si infiammano e si gonfiano improvvisamente nel collo, che sono cisti presenti dalla nascita, ma comunque se si infiammano spesso hanno bisogno di un trattamento o medico o chirurgico, e più raramente si tratta di patologia tumorale. La patologia tumorale a questo livello può essere una patologia tumorale primitiva linfonodale, cioè una malattia primaria dei linfonodi, quindi un linfoma. Ricordiamo che nel collo sono presenti circa 300 linfonodi, è la regione del corpo che presenta il maggior numero di linfonodi e quindi è una delle regioni in cui più facilmente si manifestano le forme primitive linfonodali. Ecco, mi tolgo una curiosità. Ho un dolore qui alla spalla. Potrebbe essere collegato a che cosa? Dunque, perché uno non ci va a pensare. Il dolore alla spalla di solito è un problema ortopedico. Sì. Queste tumefazioni del collo, i tumori del collo in generale, soprattutto se non si tratta di patologia infiammatoria, hanno la caratteristica di non essere dolenti, di essere indolenti, quindi è proprio il fatto del non fare male, dell'avere la massa che piano piano si sviluppa senza dare fastidio, che porta il paziente a sottovalutare il paziente o qualche volta anche il curante a sottovalutare il sintomo. Il dolore è un sintomo, quando si tratta di patologia tumorale, molto molto tardivo. Viceversa, la zona che ha fatto vedere lei, questa regione sovraclaveare di sinistra, è particolarmente importante perché in questa sede si possono manifestare
delle localizzazioni tumorali secondarie, quindi delle metastasi linfonodali, anche da tumori di altre sedi, in particolare le sedi cosiddette sottodiaframmatiche, quindi sede addominale, in particolare gli organi genitali maschili e femminili, l'intestino, le ovaie, i testicoli, eccetera. Tumori di queste sedi possono manifestarsi esclusivamente, primariamente, con la comparsa di un nodulo, di un linfonodo a livello del collo. Poi non dimentichiamo tutte le patologie tumorali primariamente localizzate nei settori di competenza otorino, quindi a partire dai seni paranasali, sedi poco visibili, quindi l'interno dei seni paranasali, il retrolingua, la regione faringo-laringea, la regione tiroidea, l'esofago cervicale. Anche questi qualche volta si manifestano esclusivamente in prima battuta con la comparsa di una ghiandola, di una tumefazione, di un tumore così genericamente definito del collo. Ecco, quindi intervenendo in maniera repentina si possono evitare, cioè Sì, perché ricordiamo che in generale nel campo, diciamo, oncologico, quanto più precoce la diagnosi, tanto maggiore sarà la probabilità di cura. Naturalmente in questi casi nella patologia linfonodale primitiva può trattarsi proprio di una diagnosi precoce, perché magari è il primo linfonodo che compare ammalato, quindi per fortuna ci troviamo di fronte a una malattia in uno stadio veramente iniziale. Quando parliamo di tumori linfonodali secondari, quindi di metastasi linfonodali, siamo già a un livello relativamente avanzato, però ricordiamoci che il passaggio successivo è poi la diffusione della malattia a tutto il corpo, il che fa passare le percentuali di probabilità di cura a livelli molto più bassi rispetto a quelli quando la malattia è a livello locale o loco-regionale, cioè loco-regionale vuol dire per esempio il tumore della laringe con il piccolo linfonodino piccolo-grande linfonodino del collo. Anche questi, nonostante ci sia la cosiddetta metastasi, non deve fare eccessivamente paura, perché comunque è sempre una malattia curabile. Parliamo anche di incidenza di queste patologie che vengono segnalate proprio attraverso la presenza di tumefazioni nel collo. Allora, un'incidenza globale è difficile da definire, in quanto se parliamo in generale, diciamo che su un centinaio di pazienti che possono presentarsi in visita otorinolaringoiatrica da noi, circa un 5% può presentarsi per una patologia linfonodale, per una tumefazione o un tumore del collo. All'interno di questi circa il 10%, quindi un 1% dei pazienti ha una patologia veramente seria che necessita di una serie di approfondimenti diagnostico-strumentali necessari per poter pervenire ad una diagnosi completa di malattia e a una stadiazione completa della malattia, dalla quale poi deriva invariabilmente l'impostazione terapeutica, che non può assolutamente prescindere da una completa valutazione diagnostica. No? Ecco, parliamo proprio della giornata del 23. Che cosa farete in quell'ambito? Visite? Perché adesso sappiamo il 23 novembre è intesa come una giornata di screening dei tumori del collo, quindi fondamentalmente la cosiddetta giornata pass or fail, nel senso che il paziente, l'utente che si presenta presso i nostri centri, che saranno allestiti nelle 3 sedi principali dell'azienda sanitaria Friuli Centrali, quindi in Alto Friuli, a Tolmezzo, a Udine e a Palmanova Latisana. Quindi in tutte queste 3 sedi ci saranno degli ambulatori attivi nella giornata del 23, il paziente può presentarsi spontaneamente, naturalmente c'è una procedura di screening per quanto riguarda anche la patologia effettiva da SARS, quindi del Covid, quindi ci saranno dei questionari. Si tratta, come ho detto prima, di un approccio di screening, quindi fondamentalmente il paziente viene lì, presenta il suo problema e lo specialista otorinolaringoiatra definirà se questo paziente ha un problema serio che deve essere affrontato con successivi visite, esami strumentali, eccetera, delle quali fornirà già anche le indicazioni, oppure se il paziente può essere rassicurato e si è presentato, ma fondamentalmente non presenta nessun rischio di avere una patologia grave. Ecco, per poter partecipare ci si deve prenotare, come funziona? Oppure ci si presenta? Questo dipende da alcune sedi, per esempio nella nostra sede l'accesso è libero, c'è un orario che verrà pubblicizzato, diciamo fondamentalmente dalla prima mattina fino al primo pomeriggio. Il paziente può presentarsi spontaneamente presso la segreteria degli ambulatori
lì gli verrà fornito il solito questionario, che è sempre quello che facciamo sempre quando accendiamo a un ambulatorio medico, con una brevissima attesa verrà poi messo in colloquio, diciamo fondamentalmente è un colloquio, è una breve visita esterna, non sono previsti esami strumentali naturalmente perché non è una visita otorinolaringoiatrica. Ci può essere indicazione a successive visite otorinolaringoiatriche, esami radiologici, dall'ecografia all'eccitologico, eccetera, già in questa stessa sede. Quindi appuntamento 23 novembre. Appuntamento ecco, tenere 23. sotto controllo, sott'occhio gli orari per poter accedere. Senta, visto che siamo in chiusura, un'ultima domanda. In tempi di Covid, anche gli otorinolaringoiatri hanno vita dura, nel senso che... Gli otorinolaringoiatri sono forse quelli che hanno avuto tra le vite più dure, nel senso che, a parte il fatto che, le dirò, questo diciamo, non ne abbiamo parlato prima, non lo sa, io sono relatore per il Congresso Nazionale di Otorinolaringoiatria che si terrà a maggio, il prossimo maggio a Roma, e l'argomento è appunto diciamo, il coinvolgimento degli otorinolaringoiatri nella pandemia da Covid. Quindi gli otorini sono un po' in prima linea per due motivi, fondamentalmente perché si trovano ad esaminare le vie aerodigestive, quindi sono costantemente a contatto diretto col paziente e sono particolarmente esposti, per quanto con i presidi di protezione individuale previsti, ma al contatto con l'aerosol prodotto dal paziente utente. In secondo luogo, il passaggio dei casi più gravi nelle terapie intensive ha comportato tutta una serie di problematiche relative alle esecuzioni di tracheotomie, conversione di tracheotomie, gestione delle tracheotomie. Potrebbe essere argomento della prossima puntata, sempre se lei intende ritornare a partecipare alla nostra trasmissione. Va bene, noi saremo ben lieti di averla e penso che siano anche i nostri amici telespettatori contenti di sentire e anche vogliano sapere effettivamente che cosa succede all'interno dell'ospedale, parlando soprattutto di prevenzione, di vaccinazioni, dell'importanza delle vaccinazioni in questo periodo. Grazie al dottor Cesare Miani, che ricordiamo essere direttore della struttura operativa complessa di otorinolaringoiatria degli ospedali di Tolmezzo e San Daniele. E grazie a voi per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana sempre con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci.